Antonio Gottardo, Lega Coop Agroalimentare, terza tappa di questi Stati Generali della Pesca. Oggi si parlerà di questo passaggio da FEAMP a FEAMPA, un passaggio importante anche in vista di una programmazione futura sia a livello nazionale che a livello europeo. Assolutamente sì, dobbiamo partire dai punti di debolezza del FEAMP per costruire un FEAMPA che sia proiettato sulla realtà, che è fatta da imbarcazioni che hanno una certa età, imbarcazioni vetuste che hanno bisogno di un'attività di ammodernamento seria, con un tema che è quello della sostenibilità, che è assolutamente una nostra priorità, accompagnata anche dalla sostenibilità economica e sociale degli interventi del FEAMPA, questo è il punto. Investimenti anche per dare un futuro ai giovani pescatori, dare la possibilità di dare una continuità a questo comparto. Sì, il progetto è ambizioso, come sono ambiziosi questi stati generali, e i fatti danno ragione al fatto di farlo in un periodo anche un po' particolare. Il FEAMPA può diventare uno strumento per attrarre delle risorse giovani che vogliono investire su un'attività che può dare grosse soddisfazioni in un'ottica di, ripeto, sostenibilità, ma anche di diversificazione produttiva. Penso all'attività di pescaturismo, alla valorizzazione, ai servizi ecosistemici che il pescatore può fare e può dare al proprio ambiente, ma anche al proprio lavoro e alle proprie marginalità.